Si sta lavorando al Comune di Palma di Montechiaro per la stesura del nuovo bilancio, che dovrà ovviamente tenere conto delle tante esigenze amministrative che ogni comune ha. Un bilancio tra le entrate e le uscite. Al lavoro il neo-assessore Alessandra Fiaccabrino, coadiuvata dal sindaco l'ingegnere Stefano Castellino, che ai nostri microfoni ci ha anticipato che il Comune di Palma di Montechiaro adotterà la tassa denominata canone sine titolo, che si dovrà pagare per chi occupa abusivamente un patrimonio dell'ente pubblico. Il canone sine titolo rappresenta quel diritto di abitazione, quella spesa di locazione che devono pagare chi occupa abusivamente un immobile che ormai appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente. Tu sai benissimo le vicende che mi riguardano, ma io sono sempre convinto, lo ero prima che diventassi sindaco, lo sono ora dopo un anno, che la legalità è un valore maestro e che viene prima di tutto. La legalità va sempre a braccetto però con equità e giustizia. E siccome al di là delle posizioni che si possono più o meno avere sul fenomeno, i dati assoluti sono certi. Questa amministrazione ha fatto in un anno molto di più e non esistono i termini di paragone di quello fatto in 30 anni. Nessuno a Palma di Montechiaro aveva avuto mai il coraggio di chiedere il canone sine titolo. Noi lo stiamo facendo. Nessuno a Palma di Montechiaro ha avuto mai il coraggio di mettere tra le priorità delle demolizioni gli immobili dei mafiosi. Questa amministrazione, questo sindaco, questa maggioranza, questa giunta lo ha fatto. E lo ha fatto il 7 di agosto, data nella quale si è esaurito il mio compito rispetto a questo importantissimo fenomeno. Quelle entrate serviranno a dare linfa a un bilancio che ne aveva veramente di bisogno e sicuramente serviranno a far capire che la legalità e la legge vanno sempre e comunque rispettate. Le ultime novità sono che comunque in settimana speriamo di deliberare sia il rendiconto che il bilancio e così esaudire i desideri degli assessori con le deleghe belle. Io da un lato mi sento di sensibilizzare i cittadini perché l'entrata maggiore ovviamente provengono dai tributi, sono poi quelli che riescono ad allineare e quindi far quadrare i conti di bilancio, quindi le uscite e quindi tutto quello che poi permette di fare qualcosa per il popolo. Mi sento di sensibilizzare al fine che paghino quello di cui ogni giorno effettivamente usufruiscono, quindi l'acqua, l'immondizia e il canone sine titoli che sarà una nuova entrata, che purtroppo sì sono delle spese che devono sorreggere, però per avere dei servizi ovviamente è necessario avere un costo.